Lacrime, fiori e musica per l'addio partecipato e commosso a Ezio Casalini, musicista e artista 63enne, natali partenopei, veneziano di adozione da 40 anni. L'omelia, officiata da Don Stefano Cannizzaro, nel primo pomeriggio alla chiesa Beata Vergine Addolorata di via Bissola a Mestre. Sulla bara la sua inseparabile chitarra è una rosa, rose bianche, come i bouquet consegnati dagli amici di Ezio a mamma Ilva e alla sorella Cesira, in silenzio e attonite, sedute in prima fila. Commoventi le parole con cui, tenendo spunto dal Vangelo di Giovanni, il parroco ha ricordato la persona e l'artista. Ezio, un ciclone come il brano con cui con il gruppo La Fortezza e prima in Mescal si trovò nella top 10 dei brani più gettonati e suonati d'Italia sulla scia del successo dell'omonimo film. Da qui in poi le serate nei locali, anche con il duo chitarristico e il duende, in un'altalena di eventi ed emozioni, con periodi anche molto difficili, ma sempre vissuti con la libertà e la tenacia di chi vuole realizzare i propri sogni e desideri di artista. Umile, ironico e istrionico, era tornato a suonare ricominciando anche dalla sua amatissima Venezia, a bordo delle gondole, poi lo stop, la pandemia e la malattia contro la quale ha lottato fino all'ultimo, senza arrendersi e mollare mai, perché Ezio ha amato tanto la vita con la sua musica e la sua chitarra, esplicitandola sempre. Se ne va a solchino a lascia eredità d'affetti, ricorda il foscolo nei sepolcri. Ed è con questo spirito che la sua famiglia, i suoi amici tutti e gli ex colleghi lo ricorderanno nel testamento del segno del suo passaggio, perché Ezio è e rimarrà sempre nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e tanto amato.